3 giorni di iniziative in 3 città del Friuli, diversi gli incontri commemorativi organizzati dall'Arlef per il 6, 7 e 8 giugno tra Martignacco, San Giorgio della Richinvelda e Udine per ricordare il patrono civile del popolo friulano, ovvero il patriarca di Aquileia, Bertrando. A 675 anni dalla sua morte, tra il 6 e l'8 giugno sarà celebrato Beato Bertrando di San Genesio, il patriarca di Aquileia più amato e ricordato dai friulani, un protagonista assoluto del Medioevo del Friuli. Una figura che è quella del patriarca Bertrando che sebbene siano passati quasi 7 secoli, ancora ben viva nei nostri ricordi e nella riconoscibilità di un Friuli che ha avuto, proprio grazie al patriarca Bertrando, il suo simbolo principale, quindi l'aquila dorata sul cielo blu. 10 le iniziative commemorative organizzate tra Martignacco, San Giorgio della Richinvelda e Udine per ricordare la memoria del patriarca di origine francese che ricostruì e ridisegnò l'identità friulana. A organizzarli è stata l'Arlef in collaborazione con il Fogolar Civic di Udine e le amministrazioni di San Giorgio della Richinvelda e Martignacco, ovvero le ultime 2 tappe terrene che percorse il patriarca nel 1350, prima di venire assassinato da alcuni nobili friulani ribelli. Ma proprio in questi luoghi simbolo si trovano dei luoghi appunto dedicati alla sua figura che riportano anche la storia e tra l'altro questa storia verrà anche descritta in un pannello che verrà posto appunto a San Giorgio della Richinvelda e vedrà tutta una serie di informazioni, tra l'altro plurilingue.